Grazie, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Io adesso non ricordo tutti i vostri visi della passeggiata, però insomma facciamo un ben ritrovati assieme. Mi pare anche che possiamo commentare di aver avuto una certa fortuna. Se le elezioni erano invertite era un po' peggio, insomma, per cui c'è andata proprio dritta, diciamo. Tutto aiuta, eh? Ecco, grazie. Io prima di iniziare, prima di iniziare mi scuso con Jacopo Marcello e con tutti voi perché avevo promesso di portare una traccia che riassumesse la passeggiata e oggi. L'altra volta ho distribuito quel materiale che ho un evento domani, sono stato totalmente travolto, per cui lo preparerò lunedì, martedì, lo farò avere per posta elettronica e poi lui che ha i vostri indirizzi vi trasmetterà, diciamo, un po' la sintesi, la traccia delle cose viste e dette, magari con qualche indicazione che possa aggiungere bibliografica e cose del genere. Quindi di questo chiedo scusa, ma umanamente non ho potuto adempiere questo compito. E poi mi scuso anche se dopo qualche minuto che avrò finito io dovrò scappare via perché fuori piove, ho i vivaisti che scaricano i camion e devo correre a casa, cioè a casa, no, insomma, dove ho sta fiera, quindi mi scuso se non riesco a partecipare a tutto. E se qualcuno poi trova interessante quello che io ho detto, direttamente o tramite Jacopo Marcello può comunque trovare modo di contattarmi. Poi c'è il mio gruppo di lavoro che farà caffè, per cui sono raggiungibile e se posso disponibile, perché io intendo qui buttare dei semi, non voglio avere la pretesa di esaurire tutta l'argomentazione, mi limito a buttare dei semi, delle idee che dovrebbero essere raccolte, per cui se qualcuno di voi ha voglia di raccogliere e a fare anche un discorso di lavoro o di consultazioni in parallelo, io sono disponibile. Bene, allora questo è il tema. Ho voluto sottolineare, quando abbiamo concordato l'argomento, questo sottotitolo, una chiave di lettura proprio per questo motivo, come ho cercato di fare nella passeggiata, che nei tempi, anche se fossero più dilatati, di 2 o 3 incontri, non è possibile andare molto a fondo e dire tutto su una realtà così complessa, sia in senso, diciamo, storico, perché abbraccia tanti secoli, sia geografico, che quindi abbraccia tantissime realtà. Ho preferito fare una scelta di suggerirvi in maniera parziale più, diciamo, un modo di affrontare il tema che non l'esaurimento del tema stesso. Mi pare più giusto mettervi un po' su un binario su quale poi dovete andare voi, collegandovi appunto magari all'associazione, all'ente Ville Venete, ad altre persone che magari operano vicino a dove voi lavorate. Quindi questa è, diciamo, un po' la chiave della conversazione. Ecco, quindi diciamo riassumo con questa frase qui, posso sedere, no? Riassumo, cioè io mi sono messo nei panni di ciascuno di voi, ho provato a mettermi nei panni di ciascuno di voi, che viene a formarsi in questo lodevolissimo corso e dopo però, oltre ad avere l'appagamento per se stesso, vuole mettere in piedi qualcosa per la propria scuola, per le proprie classi, perché c'è un passaggio, un conto è, diciamo, partecipare per erudirsi, un conto è trasformare questa erudizione in un'attività tarata sui propri ragazzi, tarata sulla propria realtà, tarata sulla propria didattica, magari dentro di voi, tra di voi ci sono materie diverse che vengono così fatte a scuola, eccetera, eccetera. Insomma, no? Quindi io ho provato a vedere, a darvi qualche indicazione, che adesso riassumerò quella dell'altra volta e oggi, in modo che un minimo bagaglio trovo qualche modo di cominciare a costruirci in qualcosa che riguarda la mia attività di insegnante. E soprattutto ho messo tra virgolette far vedere e capire a partire da quel parco, perché noi abbiamo visto bene quello di Villa Marcello, siamo passati davanti a quello di Villa Emo, l'avrete magari sbirciato a destra e a sinistra, non so se vi siete ricordati di guardare la Terra Rossa che vi ho detto arrivando, che modificava radicalmente il tipo di contesto in cui il parco è sorto. Avete visto che sono già anche da una sbirciata che sono 2 realtà diverse e il vostro parco, diciamo quello in cui voi magari fate l'attività, non è detto che corrisponda a un modello. Quindi la difficoltà più grossa secondo me sta proprio nel riuscire a capire come
da quello che imparo attraverso 1, 2 parchi, 3 che visito e a questa formazione, poi trasferire in una realtà che magari non corrisponde ai canoni che ho visto. Perché in particolare il parco di Villa Marcello è adesso non devo dire bomboniera, però è un gioiellino, diciamo, cambiamo sostantivo, e come abbiamo cercato di dirvi, sostanzialmente rispecchia il parco nato, evoluto e mantenuto dalla famiglia, e quindi ha una sua fisionomia, ma appena qui fuori il parco che è attiguo a questo edificio, la Villa di Leoni, se voi doveste avere la scuola qui a Mira, mettiamo, e venire a fare attività didattica qua, è da così a così, perché questo giardino qui, o questo parco, adesso vediamo anche qual è è radicalmente differente, è tutta un'altra cosa, questo è quasi illeggibile, direi. Ha degli alberi bellissimi, perché io ci ho fatto dei corsi qua dentro, c'era anche qualcuno che c'era tra di voi, però al di là del singolo albero curioso, raro, che mi offre lo spunto, come luogo è assolutamente illeggibile, mentre andando a Villa Marcello, se c'è Jacopo Marcello che ve lo racconta, quello che vi racconta lo vedete lì davanti, esattamente come ve lo racconta e come è sempre stato. Quindi il parco da cui voi dovete lavorare ha bisogno di questo passaggio da una realtà bella vista a una realtà vostra, che non è detto che rispecchi sempre queste situazioni. Per questo motivo la sottolineatura, quel parco vostro che vi riguarderà le vostre attività. Insomma. Quindi adesso io questa conversazione, che cerco di non rubare tempo anche, da me si dice, penso anche da voi, beati gli utili se primi che creanza. Si usano qua? Sì. Per cui cerco di stare molto stretto in modo da non slittare tutto con i prossimi relatori. Allora, riordiniamo le idee della visita e poi io vi propongo 4-5 immagini di Piazzolla, un po' perché in quest'ultimo anno ho avuto la fortuna di poterlo studiare a fondo anche su materiali inediti, per cui me lo sono ben capito, e anche perché comunque è un parco che potrebbe capitarvi di visitare facilmente, è aperto, è pubblico, è importante, è famoso, per cui non è detto che magari una gita, a parte la famiglia con la scuola, non la facciate lì, insomma. Cioè, quindi è un parco particolarmente in vista ed ha una storia molto diversa da Villa Marcello, quindi lo uso anche come confronto di una realtà diversa. È monumentale, ha un'altra situazione, eccetera, eccetera. E poi provo a tirare delle conclusioni dando qualche indicazione, qualche 2 o 3 idee su come cominciare, ripeto come cominciare, ripeto che sono disponibili eventualmente per fare. Allora, ho rubato da internet la foto della tua casa, va bene? Io non sarei capace di farla dall'alto così. Allora, riprendo un po', non tutte le cose, le principali che ci siamo detti durante la passeggiata. Non è detto che quei 2 gruppi avevano detto esattamente le stesse cose, perché magari in base anche a una domanda posso aver preso una piega leggermente differente, ma sostanzialmente è questo. Allora, ho rimarcato questo concetto, che il parco che avete visitato con me, per quanto riguarda, diciamo, la mia parte, è importante da collegare non solamente all'edificio, ma anche al podere. Cioè, quindi è un tutt'uno che fa parte di una vita, di una famiglia, di una realtà, che nasce come, dicono anche, azienda di campagna in tantissime situazioni. Poi l'azienda di campagna mai del 1500-1600 comincia a seguire, sentendo anche le mode, eccetera, nasce magari un giardino o un brolo o qualcos'altro, poi magari in epoca romantica nasce il parco, eccetera. Però il connubio, questo è un modello, questo sì, che vale per tutti, anche se non facilmente leggibile, ripeto, qua fuori chissà com'era 100 anni fa, per cui è difficile, mentre da lui si legge benissimo, questo legame edificio, giardino, parco e podere in molte realtà diventa molto complesso da leggere, però questa è una cosa che non va assolutamente dimenticata, per cui il parco è bellissimo per la passeggiata, ma va visto come questo tipo di realtà collegato, poteva essere anche in delle zone magari col brolo per la frutta, poteva essere la ghiacciaia, poteva essere l'annesso come c'è da lui la colombara, cioè è integrato con la vita della villa e dell'attività di campagna. Questa è la prima cosa da tenere presente, anche se non sempre, ripeto, è facilmente leggibile. Poi quel parco, quindi lo ripeto, che abbiamo visto, l'abbiamo visto sostanzialmente come è stato concepito e come è stato mantenuto. Adesso qualche esempio, non sarà sempre così, quindi è importante avere questa idea di fondo
in modo che se voi dite andrò a visitare il parco Pinco Pallino, la prima cosa che mi chiedo è: quello che vedo è come è stato concepito oppure è un risultato di un passaggio di varie trasformazioni? Delle volte la domanda giusta è fondamentale per capire il luogo in cui vado. Quindi ogni parco ha una sua specificità, però dentro a questo modello di massima. Quindi il parco per esempio di Villa Emo è nato su un'alta pianura, quindi sarà senza acqua per esempio. Se venite a Bassano, il giardino dove domani facciamo la manifestazione è un giardino collezione. Se andate, come vi accennavo, al Parco Bolasco di Castelfranco, è un giardino oggi scenografico, paesaggistico, però nato su un altro contesto. Cioè ogni giardino, diciamo, un po' per il genius loci, come si è detto, cioè il paesaggista, il proprietario, capisce il valore del luogo in cui si trova e cosa può fare. Un giardino a Conegliano, per esempio Vittorio Veneto, è diverso da un giardino a Mira sicuramente per una serie di motivi. Quindi capire questa specificità, che può essere legata alla storia, al luogo geografico, queste cose qua, però dentro un modello sul quale va capito. Poi l'altra volta, nella passeggiata, abbiamo accennato a un ruolo diverso dei diversi alberi. Allora, abbiamo visto per esempio due viali che sono un classico, il viale coi tigli e il viale col carpino bianco. E poi abbiamo visto qualche altro albero che ha invece una presenza monumentale, singola, di prestigio, di curiosità, di interesse, eccetera. Per cui gli alberi nel parco, prima di tutto, risentono, diciamo, del punto 3. Cioè, per esempio, non posso coltivare qualsiasi cosa dove voglio, per cui delle volte la scelta è fatta anche compatibilmente col contesto ambientale che favorisce o inibisce, diciamo, la coltivazione. Però poi, a parte questa considerazione logica, gli alberi nei giardini, sempre come modello di interpretazione, hanno ruoli diversi. Al carpino o al tiglio davano il ruolo di fare il disegno, le quinte, il viale, i fondali, talora anche dei labirinti, perché se portato molto bene, nella sapiente, il carpino bianco ricaccia dal tronco e anche dalle ramaglie, per cui si infittisce e poi mantiene le foglie secche durante l'inverno, per cui assicura quel tipo di schermatura di barriera che è adatta per i labirinti. Quindi era diciamo, un albero plastico da costruzione, mentre il cedro grande che abbiamo visto, il faggio pendulo, se vi ricordate, oppure non con tutti abbiamo commentato il liquidambar, oppure il faggio vero e proprio, quelli sono presenti invece di tipo singolo, che possono variare, il piacere del proprietario, avere l'albero novità che è arrivato da poco dei Nuovi Mondi, il proprietario ha visitato un altro giardino, gli è piaciuto l'albero, ne ha avuto i semi, eccetera, eccetera. Per cui gli alberi hanno ruoli differenti nel disegno del giardino. Sono alberi che fanno il giardino e alberi che fanno invece le singolarità del giardino. Questo è importante perché, per esempio, dopo diremo, dovendo fare un itinerario, uno vuol dire vorrei far capire certe cose essenziali, ecco, la carpinata è una cosa importante, magari scelgo un giardino dove ci sia una carpinata seria. Voglio invece mostrare 2 o 3 alberi monumentali venuti da altri mondi, che so, la sequoia, roba del genere, allora magari se posso scelgo un giardino che abbia questi alberi con un tipo diverso di ruolo. E l'altra cosa che abbiamo accennato è che non sempre i proprietari hanno avuto tutti gli alberi disponibili. Diciamo fino al 1600-1700 potevano utilizzare gli alberi prevalentemente della campagna, delle prealpi, della montagna, di qualche mercato. Dopo pian piano che si è fermato l'arrivo con i viaggi di nuovi mondi, sostanzialmente dopo Cristoforo Colombo c'era già, ma molto lento, è esplosa nel 700 e poi veramente deflagrata nel 1800, sono resi disponibili molti alberi che prima erano sconosciuti. I cedri, vi dicevo, che sono immancabili nei giardini, fino ai primi anni dell'Ottocento erano conosciuti solamente 6 cedri del Libano, veri e propri, mentre quelli più comuni, che sono i cedri di Deodara dell'Himalaya, sono arrivati verso gli anni 20 e 30. E quindi anche qua la disponibilità degli alberi può rispecchiare, diciamo, anche il rifacimento del giardino o l'arricchimento del giardino stesso. Queste cose qua le trovate, ci sono dei libri che vi danno anche i dati di introduzione degli alberi, per cui si può fare una lettura anche trasversale così. Quindi questo è anche il punto 5. E l'ultima cosa, che è quella da cui siamo partiti in passeggiata, invece,
vado nel giardino, cerco di capirlo, mi programmo cosa voglio fargli vedere, che tipo di lettura voglio dare ai bambini, l'età, cosa voglio che vedano, questo e quello, eccetera, eccetera. Per queste cose su cui faccio l'itinerario, scelgo dei posti tappa che siano emblematici. Cioè, noi siamo partiti dal Carpino antichissimo per proprio fare questo discorso, che quello era un albero testimone, che il giardino l'ho sempre visto, che è rimasto così. Abbiamo visto degli altri luoghi in cui si capiva bene la prospettiva del giardino, altri luoghi in cui si capiva bene la parte invece informale, bosco, la parte più romantica, eccetera. Per cui è auspicabile che uno, se può, si fa la passeggiata magari con gli amici, con la famiglia e, avendo capito cosa vuole far vedere e mettere nell'itinerario, sceglie dopo i posti giusti per dire queste cose, perché un posto, diciamo, una tappa non vale l'altra, è importante. Poi magari che ci sia spazio per raggruppare i bambini, che ci si possa parlare, si possa sostare senza fare danno e tutte queste cose qua. Allora, vediamo rapidamente, perché sono già le 4 minuti, Piazzola. Vi dicevo, ho avuto fortuna in quest'ultimo anno di poter accedere a molto materiale inedito. Questa è una fotografia aerea rubata sempre da internet e questo è il giardino di oggi. Sostanzialmente, se io vado a Piazzola, non dall'alto ma entrando dentro, diciamo, e quindi stando in orizzontale, entro qui, va bene? Poi scendo dalle scale, esco dietro e mi trovo, se siete stati, sulle balaustre che c'è come una balconata e il giardino sostanzialmente, si intuisce anche qua, è fatto di un enorme prato centrale con 2 ali boscate a destra e a sinistra e poi dalla parte, guardando di destra, c'è il lago. Ecco, io vedo questo giardino. Questo giardino, come tanti giardini, è sostanzialmente una tappa, questo è importante, dovete prenderlo come metodo di curiosità, di ragionamento, è una tappa, non dico finale, intermedia, non sappiamo come sarà il futuro, speriamo che sia buono, per questo giardino è una tappa intermedia di un lungo cammino. E il giardino che noi vediamo in questo momento, che quindi quello che vediamo, che i bambini capiscono, che percepiscono visivamente quello che vedono, è diversissimo dai giardini precedenti che hanno, appunto, scusate la parola, preceduto questo. Allora, io ho messo una scelta di 2, 3, 4 mappe perché non potevo dilungarmi molto, cerco brevemente di ricostruirlo per darvi questa idea che quello che vedete è un qualcosa che deriva da un lungo processo diverso, che però questo processo unisce le cose dette, villa, giardino e podere. Allora, questa è la situazione nel 1600. È, diciamo, una mappa fatta per le suppliche, quelle per derivazione di acqua, che in genere sono le mappe più importanti per capire i giardini di un tempo. È una piazzola, direi, primordiale, bene? Comunque la chiesa era già al suo posto, e vedete che il topografo, diciamo, che fa la mappa disegna sul retro dell'edificio un giardino di tipo formale. Manca completamente il parco. La villa nasce circa 100 anni prima, nel 1500, come ristrutturazione di un antico castello di difesa. Il Brenta faceva un'ansa qui, scendeva, faceva un'ansa qui. Per cui quando si arriva qua sulle balaustre si è in realtà sulla sponda del Brenta di migliaia di anni fa. E hanno costruito un castello e poi diventata villa su un punto alto rispetto al piano campagna e rispetto al Brenta che poi pian piano ha divagato e si è spostato. Quindi nasce la villa come podere agricolo, una villa di campagna per governare la campagna, e poi su questa villa azienda nasce un primo giardino formale che è dietro. Ecco, circa 100 e passa anni dopo la cosa è completamente rovesciata. Il giardino formale passa davanti, che adesso non c'è più neanche questo, c'è solo la traccia di qualche zona di aiuola che rispecchia un po' i percorsi. Il giardino passa davanti e dietro scompare, sembra un prato, è molto più chiara la struttura delle peschiere e compare questa specie di muraglia che è costruita esattamente sull'ansa, la vecchia ansa del Brenta. Per cui quando si arriva lì che si ha sto scalino sul piano sotto, non è uno scalino voluto, ma è proprio la costruzione della villa in una posizione asciutta per dominare la campagna. Questa mappa non riporta
il retro, che era un'enorme risaia, essendo bassa e legata al Brenta, siamo in zona sottorisorgive, per cui tra fine 600 e tutto 700 dominavano le risaie, però compare qualche altra scritta, per esempio vedete Brono detto Castellaro, e questo richiama che il primo edificio era un castello di difesa. Quindi questa mappa fa un passo avanti, ma ci presenta un giardino, diciamo, un po' più evoluto e già modificato rispetto al primo giardino. Questa è vi consiglierei di trovare il modo di avere in biblioteca scolastica, biblioteca comunale, questo documento, perché è straordinario e vale per tutte le 3 Venezie, per cui anche dove abitate voi, dove lavorate voi. È una carta di guerra, si chiama Kriegskarte, fatta dai ingegneri austriaci tra fine 1700 e il 1803 e 1804, quindi quando l'hanno consegnata nel 1804, in una scala stranissima, quasi in EGM, 1:27.800. Essendo una carta di guerra, i ingegneri, tantissimi, hanno lavorato coordinati da un comandante, diciamo, hanno dovuto ricostruire il territorio del Lombardo-Veneto con una fedeltà maniacale, perché poi l'esercito doveva muoversi liberamente, per cui la risaia doveva essere esattamente dove era. Se c'era un bosco, una palude, un ostacolo, o una difesa o qualcosa, doveva essere esattamente segnata. Per cui hanno fatto un lavoro, vi assicuro, pazzesco, che è stato pubblicato 2 o 3 anni fa dalla Fondazione Benetton, per cui lo trovate anche online, oppure è costosetto, perché immaginate tutte le 3 Venezie, sono un sacco di tavole, però magari una biblioteca comunale, per esempio, potrebbe averla, ed è un documento sul vostro territorio di 200 anni fa assolutamente straordinario. Allora, la villa è qui. Scusate ancora, la villa è qui, si intuisce, vedete qua, si intuisce ancora il percorso del Brenta che gira qui, tutta campagna, lì in cima alle ultime risaie, vedete quella zona tutta tipo reticolato, no? Era una delle ultime risaie di inizio 800 e tutta la villa non aveva parco, rimane il giardino qua davanti, e aveva un enorme podere agricolo che è stato già dismesso adesso da risaia a grande prato. Per cui questo documento mi permette di sapere anche che tipo di coltura aveva l'azienda della villa, diciamo. Questo è veramente eccezionale. Il parco che noi vediamo adesso, questa è una fotografia aerea, diciamo, di questi giorni, purtroppo sono riuscito a recuperare solo questa. Il parco che noi vediamo adesso è un parco nato a fine 1800, quindi 100 anni dopo quella mappa lì, quando, con un cambio di proprietà, diciamo, quando ha iniziato la vita della famiglia Camerini, che ha improntato di sé tutto il paese di Piazzolla, con tutte le attività economiche, la ferrovia e queste cose qua, diciamo, e quella famiglia su una parte del podere prossimo all'edificio ha trasformato i prati in parco e vedete che adesso il disegno davanti e dietro diciamo, rispecchia un po' il giardino, solo che non c'è più il giardino con i bossi, con i fiori, come poteva essere, rimane la traccia del vecchio giardino, prima dietro, sul retro, e più recente sul davanti. Questo allora per dire che se io non riesco a uscire da questa immediatezza istintiva, perché è istintiva, di vedere quello che vedo, scusate la ripetizione, e di pensare che quello che vedo sia lì, come se sono andato da Jacopo Marcello, questo vale per qualche giardino, ma per pochi. Ci sarà qualche giardino incasinato come questo, che è quasi illeggibile, ma qualche giardino in cui se riesco anche un po' a documentarmi, riesco a ricostruire. Qual è la difficoltà secondo me per voi, soprattutto con i bambini più piccoli? È che un conto è raccontare il giardino che vedo com'è davanti a me, un conto è farlo immaginare, se no i documenti come era prima. Vi accennavo al Parco Bolasco a Castelfranco, vi invito ad andarlo a vedere. Questo è un parco che ha un assetto adesso di metà fine 800, ma prima ne ha avuti ben 3 diversissimi. Se camminate trovate dei enormi pilastroni con dei cavalli, la cavallerizza con le strade marinali, che sono preesistenze del parco precedente. Se io non ho almeno questa idea di dire che quello che vedo non è statico ma ha avuto una dinamica, tendo a mescolare le cose. Invece magari nel parco, diciamo, recente, ci può essere qualche traccia, qualche segno, qualche persistenza che mi aiuta a trovare il filo per capire i parchi precedenti come poi
si sono evoluti in quello che vedo. Ecco, non so se sono riuscito a dire tutto sto bavolo qua. Ecco. Quindi, provo a fare uno schema così. Per farsi una chiave di lettura, quindi è finalizzata a organizzare la visita didattica nel vostro parco, perché voi potrete sicuramente fare la visita a un parco modello come Caio Vercelli, ma magari ne avete uno a 1 chilometro, che è comodo per i pulmini e tante cose, e andate a usate quello come, anzi, usandolo lo valorizzate, e penso anche all'Istituto Ville Venete favorisca la valorizzazione polverizzata, diciamo così, sul territorio, che ognuno anche conosca il proprio parco, magari a partire da parchi modello o cose del genere. Quindi il vostro parco ha bisogno delle domande giuste, cioè bisogna essere messi in guardia, diciamo, da questo punto di vista qua. Allora, l'ho aggiunto dopo alla fine un 0 punto. Allora, dotarsi di documentazione. Purtroppo questo è un punto dolente, perché qualche parco può avere, che so, il pieghevole, il libretto, qualcosa, ma molti non hanno niente. Però non è detto che se chi abita lì o proprietari che non possono abitare magari che a Milano hanno lì un fattore, non hanno niente, poi la documentazione non esista. Esiste un istituto che può avere la documentazione, esiste un'associazione, esiste un internet, esistono spesso nei paesi ci sono gli appassionati che hanno scritto la storia locale, per cui diciamo ci vuole un po' di pazienza, ma si parte da procurarsi un po' di documentazione inevitabilmente. Però ripeto, spesso c'è più di quello che sembra, solo che bisogna un po' grattare, farsi aiutare, si chiede, adesso insomma c'è con internet, si può fare, si lancia la domanda, tu sai niente se esiste, e magari dopo un'ora vi risponde uno che vi dice sì, guarda che tal comune ha anche la pubblicazione. Ecco. Poi la seconda cosa, molto importante, la voglio ribadire, scusate, ma è istintivo guardare il parco immaginandolo congelato, invece bisogna spaccare questo tipo di istinto che si ha dentro. Quindi quello che vedo, domandarsi, è sempre stato così, e cercare la risposta attraverso il proprietario, attraverso un documento, attraverso qualcuno che lo sa, magari passo parola, magari qualcun altro l'ha studiato, l'ha già visitato, ha già fatto un lavoro, lo posso utilizzare, idee del genere. Poi devo costruirmi, quindi il parco lo devo costruire collegandolo alla villa, all'edificio e al podere, perché probabilmente il parco è nato forse dopo della villa, magari dopo di un giardino, per cui devo collegare questo che vedo nella storia non tanto del parco stesso, ma di tutto il complesso che sto visitando. Poi devo individuarmi, questo è, lo ripeto, molto importante, questo nome è bellissimo, sto Genius Loci, cioè devo capire dove sono, quindi con un minimo di base geografica. Se mi trovo a Vittorio Veneto o a Bassano del Grappa c'è un tipo di contesto, magari Corbezzolo, Ulivo, altre cose, Leccio per esempio, a Bassano, a Vittorio Veneto ci sono lecci monumentali, perché stanno bene, perché è più difficile trovare un leccio monumentale in un parco che vive nelle risorgive con la nebbia, roba del genere, insomma. Quindi devo capire questo, e poi devo capire magari se per esempio c'è qualcuno che ha colto il Genius Loci per fare il disegno, per cui magari per esempio ha utilizzato le piante collegate al luogo di vita, queste cose qua, se legato alla campagna, se c'è una storia del podere, cioè quel luogo ha una sua individualità, una sua storia che io devo cogliere e individuare. Poi lo saprò solo per me e i bambini o i ragazzi dirò tanto così, ma io lo devo sapere per capire dove mi trovo e come mi devo organizzare. Poi sicuramente dove vado ci sono tantissime cose da vedere. Allora se la visita dura un'oretta, vedere tutto delle volte vuol dire vedere niente. Per cui anche qui cerco di, se me lo sono un po' capito, me lo sono un po' documentato, dico per esempio vado in quel parco lì, c'è il labirinto, beh caspita il labirinto, lo vado a vedere lì perché quella è una cosa unica. Oppure magari, non so, mi interessa l'aspetto romantico, vediamo se tra quelli che ho vicini ce n'è uno che ha l'aspetto romantico ben visibile. Mi interessano, le statuarie per esempio legate al parco stesso, gli annessi come la serra, la colombara, magari ho un bravo collaboratore di educazione artistica, queste cose qua. Per cui io direi non vado lì per vedere un po' di tutto, anche se magari può essere, non so quando tornerò,
Però in base al percorso, l'età dei miei ragazzi, il mio, chiamiamolo la programmazione, il curriculum, tutte queste bagoli qua, cerco di cogliere quello che mi offre quel parco, che mi è più corretto, più comodo, inserirlo nel percorso dei miei ragazzi, in base a quello che mi offre, quindi cerco di quasi individualizzare e tra le tante cose che posso vedere tutte male, ne scelgo 2 o 3 da vedere bene. Quindi secondo me questo è un altro criterio importante. Poi, se riesco un po' a documentarmi, magari dentro quel giardino ci può essere un albero importante, esco dal giardino che ho imparato 2 alberi, non tanti, 2, però quelli cerco di farglieli imparare. Per esempio mettiamo il carpino di Villa Marcello, è fondamentale, c'è quello monumentale, c'è nel viale, c'è in più posti, è un albero importantissimo del giardino veneto, caspita, quello lo faccio imparare. Per cui per esempio mi procuro magari una scheda su internet, su un libro del carpino bianco, perché questo è un albero importante che alla fine della passeggiata è giusto che sappiano. Ne voglio scegliere un altro, potrebbe essere, metti il tiglio, oppure magari cambio e prendo un albero che viene dai nuovi mondi come un cedro dell'Himalaya, così faccio anche un discorso di tipo geografico e queste cose qua. Per cui delle volte ci sono degli alberi che è bene non dimenticare. Poi ci può essere l'albero magari curiosità, perché anche qui con i ragazzi bisogna un po' anche incartarseli un pochino, insomma, no? Per cui magari nella passeggiata ci può essere l'albero che li colpisce e chiedono cos'è questo. Come il faggio pendolo, per esempio, sicuramente qualcuno viene attratto e si chiede cos'è. In questo cortile qui, di questo parco, c'è un albero curiosissimo, per esempio, che si chiama albero di fazzoletti, perché fa delle specie di brattee bianche grandi così. Se uno arriva nel momento che c'è la fioritura, è inevitabile che un bambino alzi la testa e dica cos'è questo albero qua. Per cui magari è un albero che non ci fa dire niente sul giardino, però è quella curiosità che è bene, diciamo, magari star pronti, non dimenticare, perché facilmente ci viene chiesto e cose del genere, insomma. No? Per cui anche qua singoli alberi possono essere importanti per una serie di motivi e quindi devo stare attento a non dimenticarmeli. E poi, come aspetto globale che li riassume questi, io immagino che, visto che adesso si parla di questo famoso termine, la competenza, che diventa la cosa spendibile, cioè che acquisisco ma non è fine a se stessa, ma dovrei come utilizzarla in contesti diversi. Penso sia il discorso fatto tra didattica e divulgazione, che mi ricordo da altre lezioni a cui ho seguito anch'io. Se scegliamo questa strada qua, allora nella costruzione letteraria devo fare in modo con queste scelte, di privilegiare quelle cose che magari se il bambino va in passeggiata con la famiglia di nonni in un altro giardino, magari riesce a riguardarlo o almeno a porsi delle domande. Per esempio, un albero e il carpino magari lo ritrova, per cui cerchiamo di fare in modo che diventi un qualcosa non, vedete ragazzi, questo è il carpino, bla 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 bla, no, tocchiamo una foglia, gliela facciamo osservare, cioè mettiamolo in condizioni che se lo ritrova, di poter dire, potrebbe essere il carpino visto in passeggiata a Villa Marcello. Chissà, magari se posso prendo una foglietta e la guardiamo con calma. Cioè qualcosa che deve essere imparato in un luogo, ma diventare patrimonio e competenza spendibile in situazioni diverse. Perché la cosa bella e difficile è quello che ho imparato, spenderlo in una situazione dove non sono mai stato. È lì che misuro le mie capacità di aver capito il giardino in questo caso qua. Cioè se io torno da volta a volta allo stesso giardino, so buon cammino. Se invece ho imparato qualcosa che applico in un giardino diverso, con spirito critico, con domande giuste, questo mi pare sia magari poco, ma la competenza giusta. Quindi, ultima slide, consigli per il Signore della Sera. Allora, è importante secondo me, se vi piace questa cosa qua, vi interessa per il vostro piacere personale e per la vostra didattica, assolutamente non si resta soli. Come esistono, dico sempre nei corsi, i club di numismatici o che so io, di altre cose, non so, patchwork, o che so io, si condivide l'interesse e la passione con altri. Allora, ci sono tante possibilità, qua vi state conoscendo tra di voi, magari siete di scuole diverse, vi conoscete qua, potete restare in contatto, condividete, magari uno ha un'idea buona che vi potete travasare, discutere, eccetera, eccetera. Quindi non restare soli è fondamentale. Oggi, soprattutto con l'internet, sapete che la scienza va avanti come sforzo collettivo, molto più di una volta. Per cui abbiamo anche questi strumenti qui, usiamoli per non restare soli, ma uniamoci e facciamo questo. Poi, a parte tra noi, diciamo, tenere il collegamento con quelli che sono
più diciamo, preposti e finalizzati a questa tematica qua. Qui io ne ho citato diciamo, l'Associazione Ville Venete, non ho saltato via, mi scuso, l'IRV, vabbè, ma insomma penso presente, ma penso che sappiate per esempio che ci sono altre situazioni in Veneto che si occupano di giardini. Adesso non voglio fare, però per esempio a Padova, presso l'università, esiste il gruppo del giardino storico, che da anni fa dei corsi e fa tante cose, fa visite guidate. A Treviso, chi è trevigiano, c'è la Fondazione Benetton che si interessa moltissimo del giardino, e poi magari anche in altre realtà ci sono situazioni per cui guardarsi attorno e dire qua intorno c'è dove posso bussare, avere aiuto di consultazione di esperti, di conoscenza, eccetera, e poi umilmente, se credete, diciamo, io ci lavoro anch'io, alcuni di voi mi hanno conosciuto girando per giardini, io mi do da fare su queste cose qua, ho gruppi di insegnanti che lavorano con me sui giardini, per cui eventualmente io, ripeto, sono disponibile anche su questo, perché, ripeto, era un seme che abbiamo buttato che speriamo abbia un cammino. Grazie.